Va ora in... Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo un ospite che si è esercitata su tutti questi fronti, giornalista, scrittrice, oggi editorialista del Riformista, già deputata, presidente della Commissione Giustizia della Camera, assessore al Comune di Milano. Insomma, abbiamo con noi Tiziana Maiolo, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta su Radio Libertà. Allora, oggi era l'occasione ideale per la nostra chiacchierata, nel senso che vorrei approfondire con te quella che tu stessa in un editoriale sul Riformista di un paio di giorni fa hai definito guerra, la guerra, diciamo, tra, potremmo dire, certa giustizia e certa politica, tendenzialmente sempre il centrodestra. Una guerra che è almeno una guerra dei 30 anni, no? E non si capisce quello che sta succedendo in queste ore se non si realizza che è l'ultimo fotogramma di un film. Mi faceva piacere con te riepilogare il film, ecco, e partire da una data forse non banale, 22 novembre 1994, famosissimo invito a comparire recapitato a Silvio Berlusconi. Visto che tu eri abbastanza nell'epicentro della crisi, ce lo puoi raccontare e spiegare, perché non è, come dire, una storia antiquaria, ma è forse il primo tempo del film, ecco. Lo ricordo molto bene, anche perché io a Napoli c'ero con il presidente Berlusconi, eravamo un po' i suoi uomini e donne naturalmente di fiducia sulla giustizia, il ministro Alfredo Biondi, il sottosegretario Contestabile, tra l'altro due personaggi, diciamo, della Prima Repubblica, nel senso che uno era di area liberale e l'altro socialista, e io anche, che venivo dalla sinistra radicale, perché sono sempre stata iscritta al partito radicale, ma ho avuto un'esperienza di sinistra, che ero presidente della Commissione Giustizia della Camera, per l'appunto. Eravamo tutti a Napoli, la sera prima era stata una serata distensiva al San Carlo, a teatro, però poi nel corso della fine della serata si cominciava a sentire qualche sussurro, finché poi alle 7 del mattino mi ha svegliato il ministro, per l'appunto, dicendo che il Corriere era uscito con la notizia dell'invito a comparire per Berlusconi. Tenete presente che Berlusconi stava presiedendo nell'ambito del G7 una conferenza ONU sulla criminalità. Quindi noi quella mattina, ma soprattutto lui ovviamente, siamo stati costretti a passare davanti a una selva di telecamere con il Presidente del Consiglio che presiedeva una seduta dell'ONU sulla criminalità, accusato di essere stato un corruttore della Guardia di Finanza. Voglio osservare anche che è un processo nel quale lui è stato completamente assolto. Ecco, quindi una provocazione chiarissima sulla quale, dopo la quale il governo Berlusconi, il primo governo Berlusconi, il primo governo di centrodestra della storia italiana, è caduto. Un mese dopo quel governo non c'era più, dopo che un presidente della Repubblica a lui molto ostile, anche a me personalmente, ma questo se vuoi te lo racconto dopo, andò in televisione e disse: onorevole Berlusconi si dimetta, addirittura nel messaggio di Capodanno. Quindi il governo cadde. C'erano stati, se posso dilungarmi, due eventi precedenti che hanno preceduto questo invito a comparire, che farà la ciliegina sulla torta, il famoso decreto Biondi nell'estate,
del 94 sempre, era un decreto che sulla custodia cautelare, che semplicemente divideva i reati in 3 categorie e diceva per quelli meno gravi non occorre neanche una custodia cautelare, per quelli intermedi si fa il domiciliare, tutto quello che poi si fa un po' adesso, e soltanto per i reati più gravi la custodia in carcere. Tenete presente che nel frattempo c'era mezzo mondo politico italiano di governo, uomini di partito che erano in carcere, no? Quindi cercava di dare una soluzione a quello. Poi nell'autunno ci fu uno sciopero generale per una riforma delle pensioni che poi il governo Dini rifarà uguale identica, quindi diciamo che ci fu una grande mobilitazione e poi ciliegina sulla torta intervenne la magistratura. Chiaro, mi pare un quadro esaustivo. Tra l'altro, come hai ricordato tu, si veniva da una stagione di abuso della custodia cautelare, perché in realtà forse la guerra di cui parli tu inizia qualche anno prima con Tangentopoli, no? Cioè con l'abbattimento di un intero sistema più che la persecuzione di singoli reati. Esatto, tra l'altro tenete presente che la gran parte di quei politici che io ho visitato in carcere, perché io ero parlamentare già dal 92 e quindi ero andata a girare le carceri, e io mi ricordo, non so, per dire, un ex ministro della giustizia, Clelio Darida, uomo, un democristiano della Prima Repubblica, che sarà totalmente assolto poi. E io l'ho incontrato a San Vittore, come ho incontrato un presidente dell'IRI, Franco Nobili, che andò in galera. La cosa strana di Nobili che fu presidente dell'IRI prima e dopo di Prodi. Prodi in mezzo, lui è stato arrestato, a Prodi non è mai successo niente, anche lui poi assolto. Casualità. Ho incontrato Gabriele Cagliari l'ho visto un paio di volte, fino a pochi giorni prima del suicidio, e quello è un caso su cui non posso dire più niente perché ho anche un processo per diffamazione in corso con il procuratore De Pasquale, perché non si può mai nominare Cagliari, appena nomini Cagliari non ti querela. E vabbè, e così vanno le cose, però ricordiamoci anche che per il decreto Biondi i vari Di Pietro, Greco, Colombo, eccetera, andavano in televisione a dire che loro si sarebbero dimessi perché senza manette non potevano lavorare, cioè molto chiari furono. E il decreto, diciamo, agendo come un partito sostanzialmente. Come un partito, ma già da allora con la barba lunga in televisione a dire: guardate, noi siamo qui che lavoriamo per bonificare l'Italia, liberandola da tutti questi malfattori, corrotti, tutta gente che poi verrà assolta veramente al 90%. Noi non possiamo lavorare se voi ci fate un decreto dove ci dite che limitate il nostro potere di arresto. E quel decreto era qualcosa di molto sensato che si è fatto poi dopo, perché tutte le cose che a Berlusconi non furono consentite saranno poi consentite ad altri presidenti del Consiglio. Certo, ma volevo chiederti, voi avete avuto subito in diretta, diciamo, la percezione che appunto con quell'invito a comparire era stata lanciata una guerra, e soprattutto, diciamo, postilla provocatoria, visto che guerra era, come mai a tuo giudizio Berlusconi alla fine non è riuscito nell'impresa di riformare la giustizia? Ma guarda, che guerra fosse lo ha ammesso anni dopo lo stesso procuratore Borrelli, quando ha detto ad aver saputo che dopo la nostra guerra sarebbe arrivato Berlusconi, naturalmente non l'ha detto in modo così esplicito, però ha detto: ad aver saputo che la soluzione sarebbe stata quella, non sarebbe neanche valsa la pena di farla. Quindi lui ha ammesso il suo ruolo politico. Berlusconi purtroppo non ha avuto sulla giustizia il sostegno di Fini. Quello della Lega inizialmente ce l'aveva avuto, perché il decreto Biondi in realtà era decreto Biondi-Maroni. Maroni l'aveva firmato. Certo. Solo che dopo purtroppo
infatti poi quando cadrà il governo, poi dopo Bossi non sarà più alleato del centrodestra per un periodo, per una fase, e purtroppo cadde preda un po' delle capacità seduttive della sinistra. La sinistra sono molto bravi, lo hanno tentato molte volte anche con me, a dirmi: ma tu in fondo sei una compagna, tu in fondo non sei come quella. Io ad esempio ho promosso una svolta epocale sulla giustizia, che è stata quella della riforma sulla violenza sessuale, trasformando da reato contro la morale a reato contro la persona. Ma non ho voluto, io ero la Presidente, non ho voluto fare io la relatrice, ho incaricato Alessandra Mussolini, che era una ragazza molto sveglia, e ho pensato: una ragazza sveglia, intelligente, lo saprà fare. Sono venuti da me in delegazione: ma come, una fascista, che poi tutt'altro. Col cognome poi, figurati. Sì, c'ha il cognome, però lei è anche un po', era di destra sociale, diciamo, che è un po' di sinistra, no? Che confina un po' con la sinistra. E quindi hanno pensato anche con me, con Bossi, in quella fase ci sono riusciti, e quindi Berlusconi non ha avuto la maggioranza solida e compatta sulla giustizia che oggi ha invece Giorgia Meloni. Tra l'altro, se voi per caso voleste intervistare Gianfranco Fini, io sono sicura che lui oggi non ha più tanta fiducia nella magistratura come aveva invece allora. Ah, questo è verosimile. Ma invece, come dire, facendo un'analogia con l'oggi, mi sembra di vedere un po' uno stesso schema all'opera, no? Cioè, decreto Biondi, invito a comparire di Berlusconi, ventilata riforma della giustizia con separazione delle carriere, iscrizione nel registro degli indagati di mezzo governo, Meloni compresa. Cioè, c'è un tic di certa magistratura per cui a ogni iniziativa politica che riguarda la giustizia si risponde con un atto ostile, sostanzialmente. È questo lo schema? È una risposta automatica, ma oggi direi che la magistratura associata è ancora, mi sembra ancora più agguerrita di prima, nel senso che sono riuscite a compattarsi, però loro è proprio come ha detto giustamente Giorgia Meloni, quando ha detto ogni volta sembra una catastrofe. E ogni volta, ecco, una cosa diversa è che allora la sinistra invece non era così compatta, perché c'era una parte della sinistra che era garantista, è sparita completamente perché loro sono stati salvati da Tangentopoli e quindi premiati e sono diventati il fanalino di coda. Ma la magistratura, come dicevi tu giustamente, ha proprio un riflesso automatico, per cui la parola riforma è come un drappo rosso davanti al toro infuriato, per cui hanno delle reazioni catastrofiche, spropositate. Appunto, allora col decreto Biondi andarono addirittura a fare un appello ai cittadini in televisioni. Oggi sono più deboli perché nel frattempo c'era stato già il caso Tortora, però i cittadini hanno anche visto che molti di quelle persone che erano state messe in carcere, 41 suicidi durante Tangentopoli, e non dimentichiamolo mai, certo. suicidi, la gran parte degli incarcerati e degli imputati è stata poi assolta, e poi è scoppiato il caso Palamara. Direi che questo è stata una vera deflagrazione, perché un uomo forse dell'interno della magistratura, colpito al cuore, ha disvelato tutto quello che noi sapevamo già, che dicevamo già, ma con meno credibilità, perché sembravamo i politici contro la magistratura, invece che uno dall'interno abbia rivelato il progetto politico, perché è un progetto politico, perché non vogliono questa riforma, perché loro vogliono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, cioè a svolgere un ruolo politico. Se tu li separi, li dividi in due, soprattutto i due consigli superiori della magistratura, che sono quelli, e poi togli loro anche il potere
come si chiama, dell'indagine sui magistrati che rompono le righe, quindi delle punizioni disciplinari, scusa, non mi veniva la parola disciplinare, quella certo. di cui gli togli anche quel potere lì della disciplinare, delle sanzioni disciplinari, loro è vero che si indeboliscono, è vero, ma si indebolisce che cosa? Una casta, una cricca, un centro di potere, ed è giusto che si indebolisca, perché la divisione dei poteri comporta che non ci sia un potere che prevale sull'altro. Inoltre ha ragione anche Meloni quando dice che loro diceva sempre anche Berlusconi, si candidino se vogliono governare, cioè loro vorrebbero avere tutti e tre i poteri, quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario, tenendo poi presente che in Costituzione non sono definiti come potere ma come ordine. Quindi certo, hai fatto benissimo, questa è una cosa che viene sempre omessa, ma invece è fondamentale. Come? No, hai fatto cenno a questa cosa, che non sono definiti un potere bensì un ordine, una cosa che viene sempre omessa, no, dal mainstream, ma invece è fondamentale. No, loro sono un ordine, loro sono dei funzionari dello Stato che entrano per concorso, per cui anche non è neanche detto che da questo concorso emergano i più bravi, magari soltanto invece i più studiosi, e sono dei funzionari dello Stato che entrano per concorso, mentre i politici entrano per elezione e il governo entra a sua volta per elezione dopo che una certa parte politica ha conquistato la maggioranza. Quindi c'è una situazione italiana, una situazione unica al mondo, unica nel mondo occidentale perlomeno, dove la divisione dei poteri, anche guarda, questa ti do una mia opinione del tutto personale, questa riforma sulla separazione delle carriere è una riforma di grande mediazione e la magistratura lo dovrebbe apprezzare, perché se il governo e il Parlamento volessero fare una legge veramente rivoluzionaria, dovrebbero fare quello che c'è in tutto il mondo dell'Occidente, in cui il pubblico ministero a qualcuno deve rispondere, deve avere come riferimento il ministro della giustizia, ma c'è in Francia, in Germania, in Spagna, soltanto in Portogallo. Infatti il modello italiano di riforma si ispira a quello portoghese, ma invece nel mondo anglosassone, nel Regno Unito, Stati Uniti, dappertutto, in Canada, in Australia, è dappertutto così, ma è normale, perché quando tu vedi in televisione un processo all'americana, c'è lo Stato di New York contro John Smith, no? Ma è lo Stato che procede contro una persona imputata ed è giusto che sia così, perché deve essere un ente autonomo. Quello che è importante è che sia totalmente autonomo e sopra le parti il giudice, cioè colui che deve decidere, ma la parte, cioè è lo Stato. Quando tu commetti un reato o sei accusato di averlo commesso, lo hai fatto contro la tua comunità, non soltanto contro la vittima del reato, cioè hai infranto un patto, no? Un patto di legalità che tu hai con la tua comunità. Quindi è giusto che ci sia l'intera comunità che ti accusa e poi ci sarà un giudice indipendente. In Inghilterra almeno una volta, non so se sia ancora così, ma c'erano i giudici ad esempio a vita, nel senso che non dovevano né candidarsi né niente, il giudice deve essere totalmente lontano dal mondo dell'accusa e della difesa, totalmente incorruttibile, e secondo me è anche giusto che ci sia tutta la vita, senza bisogno che si debba ogni volta nominare o leggerne un altro. Però queste sono opinioni personali, ma io è tutta la vita che studio, non soltanto perché ho studiato giurisprudenza, ma anche perché anche quando ero in Parlamento ho continuato a studiare, continuo a studiare e sono stupita quando vedo dei parlamentari in televisione che non studiano e non sono preparati. Questo mi dispiace molto. Ah sì, questo ahimè sta diventando un classico. Facciamo una pausa, ma un mini spot di 30 secondi, torniamo subito con Tiziana Maiolo.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci qua, siamo rientrati con Tiziana Maiolo, con la quale stavamo parlando della guerra dei 30 anni, per capirci, politica, giustizia. Volevo chiederti, tu hai citato il caso Palamara, che ovviamente è, come dire, paradigmatico, ma volevo chiederti, quando sono uscite le rivelazioni e il libro di Palamara, scritto con un direttore che di vista conosciamo entrambi, diciamo, cioè anche lì in qualunque paese occidentale sarebbe successo il finimondo, no? Perché si stava scoperchiando uno scandalo per cui appunto un ordine dello Stato agisse in modo totalmente fuori controllo, con logiche correntizie, perseguendo obiettivi altri da quelli che gli spetterebbero, cioè altro che il Watergate, voglio dire, no? Il Watergate erano 2 spie alla fine, lì era uno scandalo di sistema. Come mai poi nei fatti, nel sistema, non si è mossa foglia comunque? È proprio così. Quando è scoppiato lo scandalo Palamara, il primo atto avrebbe dovuto essere quello dello scioglimento di quel Consiglio Superiore della Magistratura, così inquinato e così politicizzato soprattutto. Invece non è successo niente, hanno semplicemente fatto dimettere un paio di persone. Scusami, devo interrompere un secondo, scusa un attimo. Figurati, abbiamo, come dire, il bello della diretta, spero che non sia, perché, come dire, stavamo toccando alte sfere, quindi spero che non ci sia un nesso col contenuto, ecco, per questa temporanea sospensione. Di mettere un paio di persone più compromesse, ma la sostanza è stata che quel CSM è rimasto lì. Allora, certo, è emerso così chiaro tutto quanto il blocco politico. Pensate a quell'intercettazione dello stesso Palamara in cui diceva Salvini ha ragione ma dobbiamo attaccarlo, sulla questione dell'Open Arms, su cui poi sarà processato e fortunatamente e giustamente assolto, no? Pensate soltanto a quella frase, è indicativa di quello che succedeva, ma sono le stesse cose che succedevano ai tempi di Berlusconi, solo che là non capitò, lo stesso Palamara fu un grande avversario di Berlusconi, un avversario politico. Cioè, la questione è che proprio loro non vogliono il loro status quo perché gestiscono tutto quello che vogliono, cioè la società è nelle loro mani, perché scusami, chiunque di noi ha paura di essere inquisito o magari anche arrestato. A me è anche capitato una volta nella vita di essere arrestata, ti garantisco che non sono momenti molto belli. Ma non eri parlamentare, però era precedente? No, ero giornalista, avevo partecipato a una cena di magistrati e di politici dove c'era Emilio Alessandrini, che era un mio grande amico, e il professor Toni Negri, a casa di un altro magistrato. Quando poi Alessandrini è stato ammazzato, volevano incriminare Toni Negri, che non c'entrava niente perché era stato ammazzato da prima linea e Toni Negri non faceva parte di quell'organizzazione, e io e il mio marito dell'epoca, che era un giornalista dell'ANSA, fummo tutti e 2 arrestati perché avevamo detto di aver partecipato a quella cena, che era stata una cena normalissima, e ci hanno arrestato per falsa testimonianza. Allora si arrestava per falsa testimonianza, arrestata da Spataro e scarcerata da Caselli. Cui, però 2 nomi non banali, famosi. Diciamo. Esatto. No, volevo chiederti, tu giustamente hai evocato il caso Open Arms,
che è stato un caso diciamo palese di sconfinamento dell'ordine giudiziario. Io volevo chiederti questo, volevo sapere cosa ne pensavi di questa idea di cui sono abbastanza convinto. A un certo punto c'è stato un salto di qualità, cioè mentre con Berlusconi, approfittando del fatto che era un grande imprenditore che aveva costruito cose, diciamo almeno salvavano la faccia, cioè facevano finta di aggredirlo su presunti reati inerenti alla sua attività privata. Il caso Open Arms sdogana che si persegue direttamente l'attività politica, no? Cioè si persegue una linea politica, un'iniziativa di governo, in questo caso sul tema dell'immigrazione, perché non, come dire, non è accettato ideologicamente. Mi sembra un salto di qualità che forse è quello che vediamo anche in queste ore con Meloni, ecco. Sono d'accordo, guarda, la frase proprio tipica e topica è quella di quel magistrato di cui in questo momento non ricordo il nome, che ha detto: con Berlusconi era più facile, Meloni è più pericolosa proprio perché non è attaccabile sul piano personale o professionale. Lo stesso discorso vale per Salvini, cioè loro sono considerati più pericolosi perché certo Berlusconi, essendo un imprenditore a cui Borrelli si era permesso di dire non si candidi chi ha scheletri nell'armadio, quindi già di avvertirlo prima ancora che lui si candidasse e poi vincesse le elezioni, e naturalmente personaggi come Meloni e Salvini, che sono due professionisti della politica, che comunque è un mestiere molto importante, molto delicato e anche non facile, non è facile fare politica di professione. Essendo due che fanno politica di professione, naturalmente è impossibile attaccarli sul piano di altro tipo di professioni, appunto imprenditoriali o di altro tipo di loro comportamento nella vita privata, nella società, e quindi li devi attaccare per la loro attività di ministri, la loro attività di governo. Questa di Salvini è stata, se mi consente una parola pesante, una vera porcata. È stata proprio una vera porcata, perché è stato un attacco. Tra l'altro Salvini, più che la Meloni, ma più come Berlusconi, subisce attacchi personali continui, cioè continuamente gli si dice, ma se interviene sull'attività del suo ministero gli si dice che è un incapace, se parla di qualcos'altro gli si dice ma parla di quello che dovrebbe essere la tua specificità del Ministero dei Trasporti. Subisce degli attacchi molto molto violenti. Lui si difende anche da persona civile, educata quale è, come del resto anche Meloni. Meloni hanno provato ad attaccarla anche come donna, naturalmente, e anche con le sue vicende personali. Naturalmente Salvini, essendo un uomo, è più protetto, non gli possono, insomma, sappiamo che noi donne siamo sempre più attaccabili anche sull'aspetto personale. Però il salto di qualità, hai ragione, sì, decisamente c'è stato. Era da tanto tempo che non capitava, che nella Prima Repubblica poi non è successo quasi mai che ci fossero, sì, c'è stato qualche scandalo, ma insomma non tanti. Ecco. Adesso è diventata un po' un'abitudine. Del resto guarda anche che cosa è successo all'ex ministro della cultura, San Giuliano, cioè sono accaniti. Questa guerra dei 30 anni sta rilevando dei livelli di accanimento veramente anche di livello più alto, anche un po' inediti. È preoccupante, ma io non sono pessimista perché questo governo lo vedo molto solido, molto forte e molto compatto e molto unito. Purtroppo Berlusconi non ha avuto questa fortuna, perché Fini non era d'accordo sulla giustizia, era molto alleato con i magistrati, la Lega no, la Lega meno, però appunto Bossi insomma si fece irretire, e quindi io penso che guai se si cedesse anche di un solo millimetro sulla riforma sulla separazione,
perché ogni tanto vedo qualche spiraglio preoccupante, anche se questa legge non è perfetta, e per me dal mio punto di vista sicuramente non lo è. Evitiamo che vengano fatte modifiche che poi si va avanti Camera Senato e non finisce più. Io ho fatto sono stata deputato per 3 legislature e so quanto il ping pong Camera Senato ti faccia correre il rischio di far finire un progetto di riforma su un binario morto. Questo non deve assolutamente accadere con questa legge, perché questa è la scommessa, come fu il referendum sulla responsabilità civile, che purtroppo poi fu vanificato da una legge che non fece pagare in realtà ai magistrati ma allo Stato le loro responsabilità. Ho sentito stamattina che sono usciti gli ultimi dati del 2024 sulla responsabilità civile e sugli accertamenti disciplinari. Siamo di nuovo allo 0, perché finché sono loro che giudicano se stessi, chi sbaglia non pagherà mai. Direi che è un gioco scoperto. Sì, è un gioco scoperto, e quindi bisogna assolutamente tenere duro anche sulle virgole su questa riforma, anche se, ripeto, è sicuramente imperfetta. Ma voi immaginate il gioco politico delle correnti come verrà scompaginato dal sorteggio, quando loro non potranno più fare le loro camarille, perché guardate che se qualcuno intercettasse i magistrati come loro intercettano i politici, ma salterebbero fuori delle trame di ricatti molto molto più pesanti di quelle che escono quando vengono intercettati i politici. Loro sono accaniti, furibondi, ma anche ricatti di tipo sessuale uscirebbero, come qualche cosa è già uscito. Quindi non è un bel mondo, è un mondo, è un sottobosco, un bosco e un sottobosco proprio di brutte persone. Naturalmente nessuno di noi sta dicendo che tutti i magistrati sono così, stiamo parlando della magistratura militante. No, certo, tu parli della degenerazione di un sistema. Tra l'altro, forse, scusa, questa cosa del sorteggio che mina il sistema correntizio è la cosa che li fa paura davvero, forse, ancora più della separazione delle carriere. Sì, sono d'accordo con te. No, stavo dicendo che io ho amici magistrati e ci tengo anche a dire che conosco tante persone per bene. Mi dispiace che il fatto che poi sulla separazione delle carriere anche quei pochi che la potrebbero condividere non lo dicono, o lo dicono poco. Io ho visto questo perché secondo te? No? Ma non lo so, perché subiscono ricatti continui. Tenete presente che poi prima di arrivare al CSM ci sono i consigli giudiziari, che sono i piccoli CSM locali, no? Nei quali ogni magistrato subisce il condizionamento di quelli che poi li portano che gli impediscono di fare carriera. Cioè, essendo loro dei funzionari dello Stato, dei travette, come diciamo a Milano, tengono tantissimo alla carriera, ovviamente, no? E quindi come si fa carriera in un ufficio pubblico dove si diventa caposervizio, o capi anche un po' più su del caposervizio. Quindi loro subiscono questi condizionamenti continui. A te sembra normale che uno come Nordio non sia mai neanche diventato procuratore capo? È diventato aggiunto semplicemente. Quando facciamo nomi, ma vediamo gente promossa, sono tutte promozioni politiche, e quindi se non sei allineato, e allora è anche per quello che ci sono questi silenzi, perché non possiamo chiedere a ogni singolo magistrato di essere un eroe, no? No, certo. Diciamo che non tutti sono Giovanni Falcone, che si espresse pubblicamente a favore della separazione delle carriere. Esatto. E purtroppo la fine che ha fatto Falcone è stata determinata in parte anche dal suo isolamento, dall'isolamento il vuoto che gli hanno creato intorno i suoi amici magistrati di sinistra, perché lui era un uomo
di sinistra ed è stato colpito e isolato soprattutto da quelli di sinistra che gli hanno impedito di fare carriera fino a quando poi lui è andato al ministero, allora gli hanno detto che era un traditore perché andava a fare, tra l'altro, un ministero con un ministro come Martelli che non è che fosse proprio, non lo so, il più estremista del mondo, no? Quindi così, questa è la fine che fanno i magistrati coraggiosi. Ed ecco perché non sto parlando dell'uccisione della mafia, naturalmente parlavo dell'isolamento, però ecco perché i magistrati non è una categoria di persone coraggiose, assolutamente, perché chi si espone, vedi che anche Palamara che sta dicendo e ha detto tante cose, ogni tanto si chiude un po', no? Certo. Di più, perché naturalmente non puoi chiedere a nessuno di essere un eroe. No, questo è chiaro. Tu hai nominato la sinistra. A me qui sembra di vedere un processo involutivo, cioè se mentre all'inizio di questa guerra, diciamo, questa azione della parte di magistratura ideologizzata dava sponda alla sinistra, no? Adesso mi sembra che un po' le parti si siano invertite e la sinistra rincorra l'iniziativa di questa magistratura, cioè sembrano loro la vera opposizione e il PD ormai sembra una succursale di queste procure, ecco, non so come dire. È proprio così, hai detto una cosa molto acuta, molto, molto intelligente e molto giusta. La sinistra oggi è senza dignità. Non ha neanche la dignità di avere delle posizioni politiche sulla giustizia autonome. Cioè fanno, io dico sempre, le paperette, no? Cioè vanno come le paperette in fila dietro a quello lì. Prima aspettano che parli Santa Lucia o chi gli succederà al vertice del sindacato dei magistrati, aspettano che parli il capo del sindacato dei magistrati, poi ripetono esattamente quello che costui ha detto. Io non lo so, penso una come Deborah Serracchiani che è anche avvocato, che è la responsabile giustizia del PD. Lei aveva firmato un documento del ministro Martina sulla separazione delle carriere. Adesso è lì che aspetta il verbo dell'Associazione Nazionale Magistrati per ripetere a paperetta quello che ha detto Santa Lucia. Ma non si vergogna, ma ha un minimo di dignità. Hanno dignità? No, non hanno dignità. Poi c'è la sinistra estrema che ormai è diventata, hanno messo Bonelli, ha messo il sacco a pelo nel corridoio della Procura della Repubblica perché vive lì accovacciato tra le braccia dei procuratori, perché lui è il re degli esposti, altro che avvocato Li Gotti. Poi la prossima volta possiamo aprire il capitolo dell'avvocato Li Gotti, sbagliato dire avvocato dei mafiosi, avvocato dei pentiti di mafia, cioè di quel mondo che è una fogna pieno di ricatti, condizionamenti. Pensate soltanto ai 17 pentiti che accusavano Tortora, si incontravano in una caserma, concordavano le versioni, eccetera, eccetera. L'avvocato Li Gotti non è l'avvocato dei mafiosi, è l'avvocato dei pentiti di mafia, cioè dei peggiori, perché sono assassini e anche traditori, quindi ce le hanno proprio tutte. Io penso che il nostro tempo sia scaduto, Giovanni, e ti ringrazio. Il nostro tempo è scaduto su questo quadretto, possiamo chiuderla, diciamo, facendo una sorta di appello, non retrocedere sulla riforma della giustizia, no? Anche perché non è che li ammansisci così, fai solo un autogol se retrocedi. Non cambiate neanche una virgola perché i tempi sono importanti tanto quanto i contenuti. Quindi abbiamo fatto un primo passaggio, ne mancano altri 3 e sicuramente vinceremo il referendum, perché il referendum confermativo non ha dietro di sé il tranello del quorum, che essendo altissimo ormai non lo si raggiunge mai, praticamente, quindi essendo confermativo non ha quorum. Ricordatevi che quando abbiamo fatto il precedente referendum non abbiamo raggiunto il quorum, però sulla separazione delle carriere c'è stata una percentuale di sì altissima,
ci sarà di nuovo e sarà ancora più alta, così come più alto è in questo momento il consenso per il governo, e io che non sono un'elettrice di Giorgia Meloni perché voto per Forza Italia, che comunque è sempre un partito dell'area di governo, devo dire che sono diventata una sua ammiratrice e voglio che tenga duro, perché mi pare che avere una Presidente del Consiglio così solida sia anche una fonte di ispirazione per tutti noi, e soprattutto per gli uomini e le donne del Parlamento, che non dovranno cambiare, secondo me, neanche una virgola di questo provvedimento. Secondo me questa volta ce lo possiamo fare. Ed è la nostra speranza e il nostro auspicio. Ti ringrazio molto di essere stata con noi. Grazie e saluti a tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanni. Buona giornata. Avete ascoltato